previsioni per l'estate 2022 della Costa Veneta. I numeri delle presenze pasquali hanno superato quelli pre-pandemia. Resta l'incertezza per le conseguenze della guerra. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento anti-paccottiglia, è valido nelle aree di maggior flusso turistico, negli edifici di valore culturale e nel sestiere di San Marco. Le violazioni comportano multe fino a 15.000 euro. Scontro tra camion nel tratto maledetto dell'autostrada A4, il tratto tra San Siro e il nodo di Porto Gruaro, chiuso in direzione Trieste, un ferito grave. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Maria Cristina Cavedon, la donna uccisa domenica mattina a Marostica nella struttura per persone con disagi psichiatrici dalla coinquilina di Noale. Sono in tutto 7 nel Veronese, nel Padovano e in Veneto orientale i casi di epatite acuta pediatrica registrati in Veneto e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. 110 anni del campanile di San Marco. Il 25 aprile del 1912 fu infatti inaugurata la nuova struttura costruita dopo il crollo di inizio Novecento. Per uno dei monumenti più conosciuti di Venezia è un periodo pieno di iniziative. A 90 anni appena compiuti, Arrigo Cipriani è stato premiato dalla Camera di Commercio di Venezia al Teatro La Fenice. La sua storia imprenditoriale è un esempio per le nuove generazioni. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque sono stati presentati i dati previsionali per l'estate 2022 della Costa Veneta, numeri delle presenze pasquali che hanno superato quelli pre-pandemia per presenze. È stata una Pasqua al di sopra delle aspettative, senz'altro migliori di quelle dei numeri che avevamo avuto nel periodo pre-pandemico, con numeri estremamente elevati. Abbiamo raggiunto l'85-l'84% di occupazione media alberghiera sulla Costa Veneta in generale, contro un 70% circa del periodo pre-Covid, cioè 2019, dove la Pasqua cadeva esattamente negli stessi periodi del mese, quindi sfalsata più o meno di 3 giorni. Questo è stato un segnale confortante. Le presenze turistiche pasquali fanno ben sperare anche per una stagione estiva con buoni numeri, meteo permettendo. Sono stati presentati questa mattina a Caorle i dati previsionali per l'estate 2022 della Costa Veneta. Il mese di maggio sarà un po' sottotono, poi si dovrebbe partire. Il vero via della stagione credo l'avremo con l'arrivo delle festività tedesche, come sempre stato. Quest'anno la prima festività è al 26 di maggio con l'Ascensione, credo che da lì in poi non ci si fermerà più, insomma si possa parlare della stagione cosiddetta. Per quanto riguarda la provenienza turistica, ad oggi, nonostante la situazione di incertezza data dal conflitto Russia-Ucraina, hanno prenotato, oltre che dall'Italia, da Germania, Austria e Svizzera. I dati ci stanno comunque dicendo che c'è una buona ripresa del mercato estero, il mercato tedesco, che è un mercato importante per tutta la regione Veneto, ma anche in particolare per le nostre coste e per i nostri laghi, è un mercato che sta dando finalmente dei segnali che timidamente aveva dimostrato lo scorso anno, ma in questo momento in modo molto significativo, quasi a livello dei dati 2019. Ovviamente i dati a consuntivo li vedremo alla fine, però al momento è piacevole per gli operatori vedere che tutto sommato il turista tedesco ha ancora voglia di ritornare nel nostro Veneto. La ripresa si vede anche nei campeggi del litorale, il cui turismo è soprattutto estero. L'occupazione media delle strutture è stata del 27,4%, con punte tra il 50 e il 60% verso metà aprile. Le prenotazioni per i mesi che vanno da luglio a settembre sono mediamente intorno al 70%, un risultato che supera di 22 punti percentuali quello dell'anno precedente. Che la nostra clientela per oltre l'80% proviene dai mercati stranieri e nel 2020 il calo complessivo del mercato in Veneto ha raggiunto per il nostro settore oltre il 50%. Che è stato solo parzialmente recuperato lo scorso anno. In questo momento però abbiamo delle aspettative molto positive di ritornare a rivedere i numeri del 2019, proprio perché le prenotazioni del mondo nord europeo, tedesco, olandese e danese in particolare sono molto significative. E dunque le spiagge del litorale dimostrano di avere ottimi numeri, ma, denuncia la Presidente della Conferenza dei Sindaci, per noi non sono contemplati i fondi del PNRR. I numeri delle presenze turistiche parlano da soli, eppure i sindaci del litorale sono in rivolta per la frequenza con cui stanno uscendo nuovi bandi per reperire risorse e loro non siano minimamente coinvolti. Per questo hanno inviato una lettera al governo.
Ci siamo lamentati, credo doverosamente, in senso proprio propositivo. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti i ministri, perché ogni settore sta gestendo i propri fondi, di non dimenticare che noi siamo delle grandi città. 13.000, 20.000, ma diventiamo 100, 120.000, 150.000 d'estate e quindi abbiamo il dovere di avere delle risorse per migliorare i nostri territori, per migliorare la qualità della vita dei nostri residenti, che poi saranno i primi ad accogliere i nostri turisti. Quindi una città, le nostre città, che devono essere sicuramente migliorate. Nesto evidenzia come alcuni comuni possano all'apparenza risultare piccoli, ma poi a giudicare dalle presenze è chiaro che la realtà sia decisamente diversa. E abbiamo quindi la necessità di fondi da utilizzare per i nostri comuni come fossimo delle grandi città quali siamo. Non possiamo considerare i nostri comuni come dei piccoli comuni che da soli non possono fare. Noi dobbiamo avere attenzione coordinata, ma anche attenzione sul singolo territorio. E invece a Venezia il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento anti-paccottiglia. Le violazioni comporteranno multe fino a 15.000 euro. Via le paccottiglie da Venezia. Il nuovo regolamento per il commercio di qualità è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale e quindi entrano in vigore le norme pensate per bloccare le aperture di negozi, le cosiddette cineserie e il fenomeno delle attività apri e chiudi che guadagnano molto ma non dichiarano al fisco. La delibera richiama obiettivi prioritari come la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della città antica, quindi la tutela dell'identità socioculturale dell'insediamento veneziano. Come ha evidenziato l'assessore al turismo nel commentare le variazioni che si stanno mettendo in campo per salvaguardare la città e chi la vive. Come tutelare gli artigiani, i commercianti di cose belle, di fronte invece a un tentativo di avere pizze al taglio e souvenir ovunque. Come farlo con l'attuale quadro normativo, che è quello della legge Bersani, che ha deregolarizzato qualsiasi tipo di intervento dei comuni per contingentare e regolare alcuni tipi di commercio non compatibile con le città storiche. È evidente che sono blocchi temporanei, sono blocchi che poi dipendono da un ok regionale, che ogni 3 anni deve rivedere, però sono tentativi di arginare una situazione per la quale servirebbero degli strumenti speciali. Il regolamento è valido in particolare nelle aree di maggior flusso turistico, negli edifici di valore culturale e nel sestiere di San Marco. Le violazioni comportano l'immediata chiusura dell'attività e l'applicazione di una multa da 2.500 a 15.000 euro. Ora la cronaca, un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito nell'ennesimo tamponamento tra 2 mezzi pesanti che poco dopo le 16 di oggi ha reso necessaria la chiusura del tratto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro in direzione Trieste. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico con l'istituzione dell'uscita obbligatoria a San Stino per chi proveniva da Venezia e il divieto d'ingresso allo stesso casello per chi era diretto invece a Trieste. Domani l'autopsia sul corpo di Maria Cristina Cavedon, la donna uccisa domenica mattina dalla coinquilina. Si terrà mercoledì prossimo l'esame autoptico sul corpo di Maria Cristina Cavedon, la 53enne uccisa a colpi di coltello dalla coinquilina domenica mattina nella casa alloggio per persone con disagi psichiatrici di Via del Lavoro a Marostica. Tra le due, seguite da più di 20 anni dai servizi sociali, i malumori pare perdurassero da tempo. L'assassina, 54 anni di origini veneziane, avrebbe colpito con più fendenti al cuore e al collo la vittima. Con mani e abiti imbrattati di sangue avrebbe poi chiamato il 112 riferendo quello che aveva fatto e dichiarando di volersi costituire. Portata in caserma, la donna è stata interrogata dalla PM Barbara De Munari e quindi trasferita nel carcere femminile di Montorio Veronese. L'appartamento dove si è consumato il delitto è stato posto sotto sequestro, così come l'arma del delitto e i vestiti e le ciabatte della 54enne. Resta da capire come sia possibile che la donna sia riuscita a impossessarsi del coltello usato per l'omicidio. Sarà l'autopsia quindi a chiarire l'orario esatto della morte e con quante coltellate la 54enne abbia colpito fino a ucciderla Maria Cristina Cavedon.
Cambiamo tema, sono in tutto 7 i casi di epatite acuta pediatrica registrati in Veneto e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. Epatite pediatrica acuta, anche in Veneto sono 7 i casi segnalati e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. La più grave è una bimba di 8 anni ricoverata da venerdì scorso nel reparto di pediatria d'urgenza dell'azienda ospedaliera di Verona. Le sue condizioni sono comunque in miglioramento. Un'altra bambina di 13 anni, ne compirà 14 la prossima estate, ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave 2 settimane fa, colpita in modo pesante da epatite, aveva allertato la pediatria del nosocomio. Fortunatamente la ragazzina ha visto regredire abbastanza rapidamente la malattia, tanto che è potuta tornare a casa in dimissioni protette, e cioè sotto osservazione ed effettua frequenti visite all'ospedale. Gli altri 5 bambini veneti colpiti da epatite acuta, tutti maschi, sono già stati dimessi, 2 di 1 mese e 10 anni d'età dall'azienda ospedaliera di Padova, 1 di 2 anni dalla pediatria di Campo San Piero e 2 di 13 e 14 anni dall'azienda ospedaliera di Verona. Il Ministero della Salute ha attivato la rete di sorveglianza dei pediatri per monitorare eventuali casi di questa forma di epatite acuta di origine ancora sconosciuta, che nel mondo ha già infettato 190 bambini, una quarantina in Europa. Voltiamo pagina, il campanile di San Marco festeggia il suo compleanno. Il 25 aprile del 1912 fu infatti inaugurata la nuova struttura costruita dopo il crollo di inizio Novecento. Dal terrazzo della Basilica di San Marco, Monsignor Francesco Moraglia benedice il campanile più famoso di Venezia. Il 25 aprile, oltre alla festa del patrono della città, è anche il suo compleanno. Nel 1912, infatti, terminò ufficialmente la ricostruzione del campanile com'era e dov'era dopo il crollo che lo aveva distrutto completamente 10 anni prima. Monsignor Moraglia ha voluto ricordare le parole di Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, quando divenne patriarca di Venezia. Il giorno proprio dell'ingresso, tra le tante cose che ha detto, ha parlato del Paron, dicendo così galantuomo che quando decise di accasciarsi non fece alcun danno, neanche danneggiò e uccise un colombo. Attorno ai 110 anni del Paron de Casa, come chiamano a Venezia il campanile di San Marco, Vittorio Baroni ha creato un movimento che ha raccolto praticamente tutta la città di terra e di acqua attorno ad un'aneddotica sterminata, persino sull'unico bicchiere che nel 1902 sopravvisse al crollo. Il bicchiere del campanile di San Marco è stato trovato dopo il crollo ed era tra le macerie. E cosa è successo? Che un maestro vetraio di Murano, Vittorio Toso Borella, di cui abbiamo anche un discendente famoso che è Marco Toso Borella, che ha ereditato dal nonno queste capacità artistiche non indifferenti, ha ricreato il bicchiere, il calice del campanile, Coppa di Murano anche chiamata. Quel bicchiere oggi è rinato ed ha già trovato posto al Museo del Vetro di Murano, ma forse la scoperta più clamorosa rimane quella in un giardino di Dorsoduro del pezzo più grosso del vecchio campanile, che è ora oggetto di studi della Sovrintendenza e dell'Università di Venezia. Salvato all'epoca da Salvatore Arbib, un antenato di Jack Arbib, attuale presidente del Museo di Arte Ebraica Italiana di Gerusalemme. È stata una sorpresa anche per me, è stato emozionante e commovente allo stesso tempo, perché a questo punto si rivelava un pezzo di storia familiare. A 90 anni invece appena compiuti, Arrigo Cipriani è stato premiato dalla Camera di Commercio di Venezia al Teatro La Fenice. Ambasciatore nel mondo dell'ospitalità d'eccellenza ed appassionato testimone della cultura veneta. Con questa motivazione alle sale apolline del Teatro La Fenice di Venezia, la Camera di Commercio ha assegnato un riconoscimento ad Arrigo Cipriani, pochi giorni dopo il compleanno dell'imprenditore veneziano, che il 23 aprile ha superato il traguardo dei 90 anni. Ho avuto un messaggio incredibile quando ho aperto il primo ristorante a New York, si chiama Harry Cipriani. Abbiamo fatto il primo giorno 400 coperti. Ma a Venezia quando è che si è distinto dagli altri? Voglio dire, lei ha poi ricordato che i locali che erano sorti nel posto in cui si trova adesso l'Ares Bar erano falliti tutti. Sì, lo so, e continuare a fare le cose nelle quali si crede, e soprattutto, come dicevo prima, fare le cose in funzione della non imposizione ai clienti. Se lei guarda quello che sta succedendo adesso nei ristoranti, si entra dentro, c'è un menù degustation,
non c'è nessuna voglia di prendere il menù, voglio prendere quello che voglio io, ecco, tutto là. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Massimo Zanon, Arrigo Cipriani rappresenta un simbolo di come un'impresa di famiglia possa innovarsi e crescere coltivando con intelligenza e passione le proprie radici. Ci sono delle persone che hanno un'età molto avanzata e ancora tanti anni da dare dei spunti e delle voglie di fare. Ecco, se le nuove generazioni volessero capire che l'Italia ha un futuro, il futuro lo si può anche trovare sulla voglia di impegnarsi. Arrigo Cipriani è oggi a capo di un gruppo che conta 27 ristoranti con 4.000 dipendenti. Per il vicepresidente vicario della Confcommercio regionale Paolo Doglioni, parlarci è come salire sul campanile di 100. Salendo Goethe questo campanile diceva: io devo andare in un posto alto per vedere cosa c'è sotto. È la stessa cosa che io faccio con Arrigo Cipriani, lo chiamo e lui mi fa vedere che cosa c'è sotto. Cosa ci faceva la regina Elisabetta d'Inghilterra a Marghera? Ha preso parte ai festeggiamenti del 25 aprile al Parco Catene. Insieme a lei, come si vede nelle immagini, le guardie di Buckingham Palace per accompagnarla. La regina è arrivata a bordo di una Rolls Royce cabrio ed è stata accolta con grande entusiasmo da molte delle persone presenti, circa 7.000 i presenti appunto, che hanno voluto trascorrere la giornata all'aria aperta. Insomma, a Marghera succede, lo vediamo, anche questo. Era l'ultima notizia per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito. Ora l'edizione di Treviso, come sempre le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento su tutta Italia. Il tempo migliora dunque sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 27 aprile. Sul Veneto in pianura avremo nebbie locali fino all'alba, ma in dissolvimento nella mattinata. A seguire cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Precipitazioni assenti, venti a tratti moderati da nord-est. Temperature in aumento, minime tra 6 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, il cielo si presenterà limpido, come vediamo, poco nuvoloso su pianura e costa, qui con bora moderata. Temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 19-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui ampio soleggiamento ovunque con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.